Oggi qui si sta svolgendo una maratona di 52 ore che fa capo a un progetto che si chiama Energiadi, ovvero Olimpiadi dell'Energia. Stiamo parlando di energia a 360 gradi, di energia sostenibile in difesa dell'ambiente, quindi svolgiamo tutto un progetto didattico sulle centrali di energia rinnovabile, ma anche energia sociale. Abbiamo coinvolto le associazioni del territorio che già collaborano con noi o altre che non collaborano con noi a partecipare a questa grande festa. La nostra scuola è un grandissimo istituto composto da scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria e crediamo in un mondo più sostenibile. Sono ben 21 istituti quest'anno, 9 comuni, di norma partecipano annualmente 30.000 persone e 400 associazioni di no profit di media. La finalità della manifestazione è quella di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dello sviluppo sostenibile e dell'inclusione sociale, creando e animando il territorio. Per questo partecipano famiglie, genitori, bambini, associazioni, tutti quelli che vogliono contribuire a far vincere la scuola. Biciclette collegate a dei generatori di corrente che producono corrente elettrica pedalando, per cui la scuola che produrrà maggiore corrente elettrica vincerà tra le altre. La corrente elettrica viene accumulata e conteggiata in watt ora. La particolarità è che in parte viene utilizzata sul posto, quindi c'è possibilità di collegare insomma, dei dispositivi di vario tipo. In parte viene accumulata e poi riutilizzata alla fine della maratona. Visto che in questa 3 giorni di maratona energetica abbiamo sviluppato il tema dell'energia in senso lato, essendo noi un'ecoscuola dal 2010, abbiamo proposto l'energia della natura attraverso questo laboratorio rivolto ai ragazzi, che verrà gestito dalla Cascina Basalganella e in particolare si occuperanno di decorare dei vasetti e mettere a dimora dei piccoli semi che poi daranno i frutti che noi cureremo durante l'ultima parte dell'anno scolastico, fino a vedere i frutti del proprio lavoro. Il nostro lavoro sull'energia non si limita a raccogliere watt pedalando e quindi effettivamente facendo attività fisica, ma anche grazie soprattutto alla raccolta differenziata. Tant'è che abbiamo chiesto ai ragazzi, in primis, ma alla comunità tutta, di portare delle bottigliette di plastica e di portare delle lattine in modo da appunto accumulare wattora anche in questo modo. Come potete vedere, insomma, il risultato c'è stato e non finisce qui.